Allora, fortunatamente sto bene, sono qua a casa da 10 giorni perché appunto il nostro settore, il settore in cui lavoro è chiuso e dunque rimaniamo a casa e fortunatamente stiamo, la famiglia, sì, io sto bene, la mia famiglia sta bene, dunque bene. Come vivo, il momento è strano, Mirko, è strano perché è difficile, è difficile capire quanto grave sia la situazione perché io, essendo a casa, normalmente seguo i telegiornali e tutte le trasmissioni di informazioni e effettivamente è una cosa difficile da gestire perché molto probabilmente ancora non si conosce bene la potenza che ha questo virus. Fermo restando che in ogni caso dobbiamo seguire le indicazioni che ci sono state date e sicuramente speriamo quanto prima di poterne uscire. Beh, io mi auguro quanto prima che riusciamo a superare questo momento perché veramente è un momento molto ma molto delicato. Sicuramente io penso che non riusciremo a tornare a giocare o ad allenarci entro aprile perché la situazione è molto delicata, fermo restando che in ogni caso noi abbiamo il fermo fino al 3 aprile. Eh, Però per quello che sto vedendo sarà difficile, insomma, ecco, questo è un po' il mio pensiero, anche perché è più giusto pensare alla salute di tutte le componenti che sono all'interno dello sport in Italia, non solo al calcio, ma anche a tutti gli altri sport, e dunque o mettiamo i nostri atleti e noi stessi nelle condizioni di poterci relazionare in maniera serena e di allenarci in maniera tranquilla perché altrimenti poi diventa molto molto più difficile ancora da sistemare e da riuscire a venirne fuori, insomma. Ma sento, insomma, sono in contatto con altri miei, diciamo, colleghi, direttori sportivi, qualche direttore generale, qualche presidente, ci siamo confrontati a riguardo a questa situazione per quanto riguarda, diciamo, la soluzione per chiudere il campionato. Io veramente non lo so, è molto difficile perché non vedo, in questo momento non sto vedendo luce alla fine del tunnel perché, come ti dicevo nella prima domanda, nella prima risposta, eh, giornalmente qui vediamo sempre delle novità, vediamo sempre delle situazioni molto, molto difficili. Poi, sai, bloccare il campionato in questo momento potrebbe essere una soluzione. Poi è chiaro, qua si innescano delle situazioni molto, molto delicate. Parlo di situazioni di chi può vincere il campionato, di chi va a fare i playoff, di chi va a fare i playout, di chi deve retrocedere, di chi non deve retrocedere. Qui io penso che la federazione debba usare molto la coscienza in modo tale che ci permetta sostanzialmente non avere figli e figliastri, sostanzialmente. Poi ti dirò, io sono anche molto preoccupato per la situazione che potrà crearsi il prossimo anno, perché alla fine sicuramente questa cosa che ci è capitata addosso lascerà molti strascichi molto probabilmente più avanti e in questo momento non siamo neanche in grado di quantificare i danni che, oltre che umani, i danni diciamo finanziari che potrà creare questa, diciamo, questa epidemia. Io sono molto preoccupato anche non solo per terminare questa annata, ma soprattutto per iniziare la prossima, perché secondo me
le aziende sono talmente in difficoltà che chi chiaramente dovrà pensare ai propri operai, ai propri fornitori, diciamo, alle proprie situazioni personali, non so quanta voglia avrà ancora di investire in attività sportive di sponsorizzazione perché, perché secondo me sarà molto difficile. Dunque, il mio pensiero è rivolto sia all'immediato che a un futuro, diciamo, prossimo, fermo restando che dal mio punto di vista qualsiasi decisione prenderà la federazione, noi dobbiamo, diciamo, accettarla e basta, perché poi alla fine non voglio che, dal mio pensiero, non voglio che il calcio diventi più importante delle vite che stiamo perdendo di persone che vengono, diciamo, non hanno neanche una degna sepoltura, persone anziane che partono con l'ambulanza e ti fanno una telefonata e ti dicono guardi che il suo caro è defunto e dunque in 5 minuti ti fanno il funerale e la cosa che mi dispiace è proprio che non ci sia anche la possibilità di portare un abbraccio a queste persone. Scusa se mi sono un po' dilungato, magari nella terza domanda che non c'entra niente, anche l'ultima parte, però è un pensiero che avevo, se lo puoi utilizzare nelle altre due domande, vedi te. Comunque questo è quello che penso, amico. Ti mando un grosso abbraccio e buon lavoro. Ciao, grazie.